Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Il reclutamento del personale mortifica questi tentativi. Io penso che siano delle cose che passano, no? Cioè, poi facendo storia, si occupa di sé, forse io non ci sarò, ci sarete voi, può darsi che tra 10 anni venga qualcosa di diverso. Ma oggi davvero quello che sta diventando nel nostro paese in maniera secondo me veramente un po' ridicola, no? Perché quelli che arrivano ultimi vogliono fare i primi. Utilizziamo parametri di valutazione che in altri paesi, siccome sono stati già usati da 10-15 anni, hanno dimostrato di avere delle difficoltà o delle criticità e stanno cercando di correggere. E noi della fisica, diciamo, in senso lato. In Italia, mentre all'estero. Quello con la maglietta rossa. Professore, come avvicinare oggi i ragazzi alla scienza? Ha qualche strategia? Ci sono moltissime strategie e non vorrei ora parlare per la mia disciplina, ma penso che una delle maniere migliori per avvicinare gli studenti alla scienza sia introdurre alcuni dei concetti su base storica, vedere come sono stati sviluppati inizialmente e come da quegli sviluppi iniziali siamo arrivati ai dati odierni. Credo che questo sia un buon sistema. La Festa del Libro anche quest'anno vuole proporre ai ragazzi qualche buona lettura per l'estate, ma anche farli incontrare con qualche scrittore o comunque persona che dedica il proprio tempo e la propria ricerca anche a scrivere libri. Penso sia stimolante per tutti i ragazzi essere allenati a cogliere aspetti speciali, curiosi, originali della vita e farli diventare ispirazione, composizione, musica, scrittura a seconda dei gusti e delle capacità di ciascuno.